E anche oggi ovviamente siamo puntualissimi, amici di Io Compro Siciliano Live. Buongiorno, buon martedì, oggi è martedì, sì, buon martedì a tutti. Benvenuti a un'altra puntata di Io Compro Siciliano Live, tutti i giorni, ricordo, dal lunedì al venerdì, da mezzogiorno sino a mezzogiorno e 20 e qualcosina. Ciao da Cristina Ruffino, vado a Palermo a salutare il nostro regista che è Nicolò, rimango a Palermo per salutare anche Marzia e Sonia che si occupano della redazione, ma oggi ci trasferiamo virtualmente, purtroppo, in provincia di Trapani, esattamente a Castellammare del Golfo, da dove in questo momento ci sono due ospiti che attendono di entrare, e li preleveremo tra poco dal backstage, ma avremo anche a che fare con il Friuli, perché avremo anche un ospite di Monfalcone. Tutti quanti insieme per parlare di un birrificio che si chiama Cremisos. Allora, gli ospiti sono qui con noi, intanto li facciamo entrare. Presento l'avvocato Vincenzo Altese, che è uno dei soci. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Buongiorno a anche a tutti. un altro Vincenzo che nella vita fa il bartender e si chiama Vincenzo Veneroso, proprietario di un noto locale di Castellammare del Golfo che si chiama Cantina Aurelia, appunto a Castellammare. Buon pomeriggio, buongiorno, scusate, anche a Giada che in questo momento è a Buongiorno. Monfalcone. Sì, Buongiorno Giada in Friuli, Pizzigna. buongiorno. Lei è una studentessa molto brava di economia aziendale e tra poco ci racconterà perché è nostra ospite questa mattina per parlare di questo birrificio che si trova appunto in provincia di Trapani, birrificio Cremisos. Vincenzo, tu sei uno dei soci insieme ad altri due che salutiamo. Sì, grazie. Allora, intanto buongiorno a tutti, anche ai miei amici che sono collegati, Vincenzo e Giada. Sì, effettivamente noi siamo un gruppo, tre uomini e una birra ci definiamo, un gruppo Ecco. molto eterogeneo e anche originale per il settore. Un avvocato, un dentista e un odontotecnico che un giorno hanno deciso di coltivare insieme, dopo che l'avevano fatto per tanti anni da soli, nelle loro cantine, nel loro garage, di mettersi insieme, allora, mettere insieme il loro entusiasmo e fare una cosa insomma strutturata, una cosa seria e portarla poi così all'attenzione di tutti. E per noi è un bellissimo hobby, un bellissimo gioco nel quale mettiamo molte cose di noi stessi, fatto naturalmente seguendo tutte le regole, stando attenti a rispettare tutte le normative che esistono nel settore alimentare e che ci dà molta soddisfazione già da qualche anno. Per meglio dire, noi siamo autonomi da un anno, mentre abbiamo fatto Ok. altri 2 anni affittando i birrifici, gli impianti di altri. Perfetto, quindi avete unito, diciamo, le vostre forze e la vostra passione per la birra e da qui è nato questo birrificio di cui tra poco conosceremo tutto quanto veramente nei dettagli. Allora, cosa ci sta a fare il nostro Vincenzo, il nostro bartender lì? Io vi dico che attenzione perché prendete anche nota perché con le birre si possono creare anche dei buoni cocktail e Giada, insomma, ci parlerà anche lei della collaborazione, insomma, con Vincenzo. Allora, Vincenzo, quindi questo birrificio è da un anno attivo, no? Sì, In effetti. in maniera autonoma noi abbiamo inaugurato i nostri impianti a febbraio dell'anno scorso, proprio al ridosso della grande confusione che poi c'è stata. Il nostro marchio però, come dicevo, è già da 3 anni che viene distribuito, per cui adesso da un anno e mezzo, da un anno e qualcosa, siamo un birrificio artigianale propriamente detto. Gli altri 2 anni l'abbiamo fatto come beer firm, che è il termine che si utilizza per dire quando non c'è l'indipendenza. L'artigianalità del prodotto era sempre quello, però ci appoggiavamo ad altri birrifici siciliani che producevano per noi. Il prodotto è rimasto sempre quello, è un prodotto artigianale, per chi conosce la birra artigianale e anche per chi non lo conosce, il punto
fondamentale del prodotto artigianale è quello di essere un prodotto vivo, un prodotto che muta continuamente, e anche grazie a queste mutazioni che poi si realizza nelle bottiglie e nel bicchiere la schiuma, perché il miracolo della schiuma, chiamiamolo così, scusatemi, passatemi il termine, avviene grazie alla fermentazione in bottiglia. Se la fermentazione in Ok. bottiglia non si verifica, siamo rovinati. Ma quali sono, Vincenzo, io ovviamente te lo dico da persona ignorante, no, da questo punto di vista, quali sono i processi per riuscire a creare una buona birra? La birra artigianale, una buona birra parte dal malto d'orzo. L'orzo, quindi è un cereale che viene sottoposto ad un procedimento molto naturale, cioè si cerca di fare germinare i singoli chicchi all'interno delle malterie. In pochi giorni si verifica questa prima modifica all'interno del chicco. Per cui Ok, si crea il malto, che è uno zucchero facilmente poi fermentabile. Dopodiché, attraverso ecco, questi pentoloni, come vedi, ce n'è uno sì, che ha una botola centrale ok, dove viene l'impasto, poi c'è un bollitore, eccetera, eccetera. Quindi, in buona sostanza, attraverso con l'infusione di questi danni, di questo ormai che ormai è malto, e l'acqua calda, viene una cottura a temperature e per un periodo di tempo ben definito, secondo ciascuna tipo di ricetta, ma soprattutto delle caratteristiche che il birraio vuole dare alla propria birra, e quindi si estrae questo mosto che poi viene arricchito con il luppolo, che è una pianta aromatizzante e anche disinfettante, e dopodiché ok, viene messo, dopo che viene raffreddato, viene messo nei fermentatori alle mie spalle, ecco. e lì si trasforma in birra, prima Eh, di essere poi imbottigliata. ma in quanto tempo si trasforma quindi in birra? Ci vuole un po', un bel po' di tempo di fermentazione, si dice così, Vincenzo? Sì, bravissima, sì, certo, perché diciamo che se vogliamo rimanere, se vogliamo essere veloci, un paio di mesi ci vogliono per poter poi gustare la birra che è già pronta per essere bevuta. Poi la birra matura e migliora sempre col tempo per un certo periodo, ma Ok, considerando tra la fermentazione, una decina di giorni, la maturazione, la filtrazione, che è una filtrazione quella nostra naturale, cioè con il freddo si depositano le sostanze più grosse, questa è l'unica filtrazione che noi facciamo. Dopodiché, in buona sostanza, ci vogliono almeno un mese e mezzo, 2 mesi per poter cominciare ad gustare una birra. perfetto. E se doveste tenerla di più, per esempio? Guarda, allora, la birra, se sta al freddo nei fermentatori, o per meglio dire nei maturatori, può stare anche molto di più al freddo prima di essere imbottigliata. Le birre come le lager tipiche, che fanno un procedimento che si chiama lagerizzazione, stanno anche un mese, anche 40 giorni ai gradi, proprio per ripulirsi. Dopodiché la birra è un prodotto che non ha una scadenza, propriamente detta, ha un termine di consumo, ideale di consumo, termine massimo di consumo, e che però lo stabilisce il produttore. Ok, Verifica le condizioni, le qualità organolettiche della birra e gli attribuisce un termine, che comunque può essere anche allungato, certo. dipende proprio dalle valutazioni organolettiche. Bene o male, Quindi, dal momento noi diamo 18. dell'imbottigliamento, quanta No, scadenza date? Che limite date? noi diamo scadenza limite, brava, esattamente, diamo un limite di 18 mesi. Ok, Poi ci sono anche delle birre, per esempio quelle molto profumate, che è bene assaggiare e gustare ancora giovani, mentre ci sono le birre come un'IPA, per esempio, che è una birra molto fumata, luppolata. Oppure ci sono le birre invece quelle più corpose, con una gradazione molto alta, che 18 mesi proprio è poco per loro, cioè ok. possono continuare a stare in bottiglia tranquillamente a Diciamo, più lungo. matura e più buona è come il vino, no? Alla fine è così. Va Sì, bene, sì, sì, Vincenzo, esatto, ma tra come poco stili di birra, parliamo. sì. Scusate, ti interrompo, tra poco parliamo quindi delle varie tipologie di birre e poi andremo da Vincenzo e da Giada, ma intanto abbiamo un video che riguarda proprio il birrificio, vediamo.
Ecco questo bel video che tra l'altro ci fa anche capire che esistono diverse tipologie di birre, anche perché comunque voi fate diversi abbinamenti, no? Con dei prodotti anche abbastanza particolari. So che c'è anche il peperoncino. Quante birre producete? Sì, hai ragione. Allora, noi produciamo 6 birre, ti avrei risposto ieri. Adesso ti rispondo, ne produciamo 8 Ok, perché è proprio partito adesso un nuovo progetto. sì. Le prime 6 birre storiche, chiamiamole così, sono la nostra rivisitazione, interpretazione delle ricette tradizionali, di origine comunque, di ispirazione comunque belga e tedesche. Per cui hai ragione, poi a ciascuna di queste birre poi noi abbiamo aggiunto un ingrediente del territorio che li caratterizza particolarmente. Per esempio, hai parlato del peperoncino, abbiamo una birra scura, che è una birra affumicata, al quale abbiamo Sì? aggiunto proprio del peperoncino, per cui dà questa piccolezza. Abbiamo le birre di frumento alla quale abbiamo aggiunto invece del succo di melograno e quindi Buono. è molto fruttata. La nostra birra chiara, la bionda, a questa aggiungiamo del miele. Sono comunque ingredienti che vengono da aziende agricole del territorio, Ok. attorno a noi. E ancora, l'IPA, abbiamo parlato dell'IPA poco fa, e l'IPA è ricca di bergamotto e quindi Beh, ha questo aroma particolare. In ciascuna abbiamo dato qualcosa del territorio. abbiamo Poi l'imbarazzo abbiamo, della secondo... scelta. Sì. Beh, sì, questo sì. Infatti poi negli abbinamenti ci si può sbizzarrire, negli abbinamenti intendo dire birra, cibo, per cui alcune si propongono più con le carni bianche o con i pesci, piuttosto che con le carni o con i salumi, oppure proprio per la conversazione e la Certo, socializzazione. ma bella, Eh, questa è una cosa veramente molto poi, interessante. Quindi, tra l'altro, mi poi ti raccomando, dicevo, sì, sì, vai. sì, ti dicevo, poi oggi, come ti dicevo, ti rispondo 8 perché abbiamo due nuove birre, 2 nuove proposte che nascono da un processo così di riflessione che ci ha ispirato anche in parte Giada, che magari sentiremo dopo. Sono birre che hanno un altro proprio obiettivo. Ok, tra poco ne parliamo, ma intanto andiamo in cantina dove Vincenzo a questo punto che cosa farà? Ci preparerà ovviamente un bel cocktail con delle buonissime birre Crimisos. Vai Vincenzo, intanto buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, Siamo qui per prepararvi un cocktail con la ottima birra chiara al miele che fanno il birrificio clinico. E per questo cocktail utilizzerò un altro ingrediente siciliano che è l'Etna Gin, ok, fatto dal Macardo di Giarre e dai limoni sicilianissimi. Più siciliani di loro non esistono. bravo, bravo, bravissimo. Tutto siciliano, ci piace questa cosa, ci piace molto. Vai. Allora, Iniziamo. quindi ghiaccio, Sì, intanto ghiacciamo il bicchiere, che è sempre fondamentale che sia bello ghiacciato. ok, Poi ghiaccio nello shaker e prendiamo 30 ml di gin Etna, ok. Gin. gin, Il ghiaccio nel frattempo si era sciolto perché... No, 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 scherzo. Quello 10 cos'è? ml di limone, Ok, succo di limone succo di appena limone. Bravo Vincenzo, quindi succo di limone. 10 ml di zucchero liquido. Ok, E andiamo andiamo a a shakerare. shakerare. Eccola, il rumore del... Ecco, bello. Shakeriamo e poi a questo punto... Andiamo a uscire. Togliamo il ghiaccio che ormai si era un po' sciolto e mettiamo Ok, quello fresco. ok. A vedere se le temperature si sono alzate, quindi anche il ghiaccio ne risente, devo dire. Versiamo. Ok, versiamo il
tutto il composto, chiamiamolo così, anche se non è il termine esatto. Apriamo una birra chiara di Primisos, ben fredda. Ok. Perfetto, quindi adesso andiamo ad unire questa bella birra chiara al miele d'ape, ovviamente, e a questo punto andiamo... No, meraviglia, che meraviglia. Io guarda, ho una voglia di birra in questo momento, ho una voglia di un cocktail, devo per forza venire a Castellammare del Golfo per approfittare di questa meravigliosa creazione e creatura, la chiamo così. Perfetto, quindi è pronta a questo punto? Succo di limone? Ah, ok, sì. Fettina di limone, decoriamo. No. E siamo pronti. E adesso te lo bevi tu però, non è giusto? Ci vuole il teletrasporto. Saluto. Bravo, complimenti al nostro Vincenzo, che ricordo è praticamente il bartender di questo locale notissimo che si chiama Cantina Aurelia di Castellammare del Golfo. Allora, grazie Vincenzo, Vincenzo Altese, prima di parlarci di questa nuova birra, di questa nuova creazione, andrei direttamente da Giada. Come è nato il vostro rapporto di amicizia e di cosa si occupa esattamente Giada? Allora, innanzitutto io Vincenzo lo conosco perché è un carissimo amico di mia mamma da quando appunto sono piccoli, perché sì, io abito a Monfalcone in Friuli, però ho i parenti giù in Sicilia, quindi comunque negli anni ci siamo conosciuti anche noi. Io studio economia aziendale qua a Udine, però scrivo anche per un blog di marketing e giusto 2 mesetti fa ho scritto questo articolo sul rebranding delle aziende, che molte volte molte aziende decidono di applicare questo processo di rebranding, che in poche parole è un processo di cambiamento strategico della brand identity di un'azienda, che quindi può esserci un nuovo nome, un nuovo logo, design o strategia di comunicazione a un brand già consolidato nel mercato, creando un'identità differenziata e modificando eventualmente il posizionamento dell'azienda nel mercato. Cambiare quindi le strategie di brand può avere molti appunto pro e contro, ma quello che diciamo ha ispirato penso molto anche la birra Cremisos e quindi anche Vincenzo e i suoi colleghi è il fatto che le motivazioni che possono portare un'organizzazione, un'azienda a mettere in atto una strategia di rebranding possono essere di 2 tipi, una proattiva e una reattiva. Nel loro caso c'è un rebranding proattivo che per definizione si verifica quando un'azienda ritiene che il cambiamento in questione possa rappresentare un'opportunità di miglioramento dell'immagine del brand e di crescita aziendale, oppure una strategia per innovare e rivolgersi a nuovi mercati o target, quindi, e quindi rafforzare il rapporto con il target originario. E quindi ciò che hanno fatto loro è una delle motivazioni appunto per cui un'azienda vuole cambiare il brand identity, quindi che si vuole riposizionare, penso, sul mercato. E appunto questa ultima... Mi dici sì, scusa. No, vai, ti stavo ascoltando, vai, continua. No, più che altro perché appunto quest'ultima motivazione fa capire quindi che ci sono dei casi in cui l'azienda vuole proprio cambiare approccio aziendale, magari ampliando il proprio ventaglio di produzione o aggredendo appunto nuovi mercati. E quindi riguardo a questo è proprio quello che ha voluto fare il birrificio Cremisos con le loro nuove birre elleniche. Perfetto, adesso capiamo Vincenzo perché si è affidato a Giada, perché ha una capacità veramente importante. 15 secondi di spot, tra poco ultimi minuti di Io Compro Siciliano Live. www.iocomprosiciliano.com, questo è il nostro più grande marketplace, tutto made in Sicily. A questo punto, Vincenzo, c'è una bella novità perché ci sono 3 Niche da presentare, esatto, Niche come le chiamiamo noi qui, dalle parti di Catania. Nica vuol dire piccola. Esattamente, è pure lo stesso messaggio che abbiamo dato noi. Sì, Chiara, scusami, Giada ha perfettamente centrato quello che erano le nostre intenzioni, o per meglio dire, noi abbiamo centrato esattamente quello che Giada ci ha detto.
mi è rimasta chiara il cocktail di poco fa in mente. Sì. Per cui noi siamo passati da questa immagine, da questo tipo di etichetta, abbiamo modificato, ecco, abbiamo fatto una doppia operazione. Innanzitutto abbiamo reso per un canto più visibile un'etichetta, la stessa etichetta. Abbiamo portato delle piccole modifiche proprio in un'ottica di miglioramento della comunicazione, ma soprattutto abbiamo prodotto due nuove birre. Eccole. Ecco, la Nica rossa e la Nica bionda. E la Nica bionda. Allora, abbiamo mantenuto soltanto il richiamo del nostro logo, ecco il Crimisos un po' stilizzato, e poi proprio seguendo quel tipo di strategia che Giada ha descritto benissimo, abbiamo pensato che sarebbe stato opportuno proprio un riposizionamento in parte. Ecco, l'azienda in parte si riposiziona completamente sul mercato, è una birra che è più facile da gestire, è una birra rispetto alle nostre bottiglie tradizionali, certo. è più facile da consumare anche in maniera molto smart, più veloce. spartana, esattamente, sì. Molto più smart. È una birra 2.0 da un punto di vista della comunicazione. Naturalmente rimane sempre una birra di qualità, una birra artigianale, perché gli ingredienti che utilizziamo sono sempre quelli, i malti base sono sempre quelli, per cui sulla qualità non c'è compromesso. Ci saranno quegli elementi che abbiamo detto arricchiscono poi ciascuna delle birre precedenti, ma la bontà del prodotto, la possibilità di accedere anche all'esperienza della birra artigianale, ai bouquet, alle sensazioni, ai retrosapori che una birra artigianale ti dà, ad un prezzo naturalmente molto più basso rispetto alle altre, e quindi allarghiamo, abbiamo un mercato obiettivo molto più ampio, comunque differente rispetto a quello che abbiamo con la linea Crimisos. Perfetto, allora Vincenzo, noi siamo in chiusura perché siamo già oltre, siamo a 23 minuti. Io volevo ringraziarvi davvero, grazie al nostro bartender che ci ha realizzato questo cocktail bellissimo, Chiara, grazie anche a Giada Pizzignac che insomma le sue capacità sul serio palesi, bravissima Giada, ti aspettiamo in Sicilia. E grazie ovviamente a Vincenzo Altese, uno dei 3 soci di questo straordinario birrificio Crimisos, dove vi troviamo a parte sul nostro portale www.iocomprosiciliano.com. Diamo delle indicazioni? Sì, abbiamo il nostro shop online, naturalmente basta digitare birra Crimisos Castellammare, ci si arriva molto facilmente, e poi nei locali della zona. E nei migliori rivenditori di birra. Grazie anche ai miei amici con i quali sono collegato, e a te e a tutta la struttura. Grazie a te, ma volevamo salutare anche i soci, ovviamente, salutiamo Giovanni Asaro, odontotecnico, e Gianvito Fazzino, dentista, gli altri 2 soci del birrificio Crimisos. Grazie a tutti. Loro ricambiano i saluti per tutti. Ciao, grazie. Buona giornata. Grazie, ciao, Vincenzo. grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie, Giada. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Siamo arrivati al termine di questo nostro appuntamento di oggi. Oggi, insomma, pullulava veramente di ospiti. Ci sentiamo e ci vediamo domani a partire da mezzogiorno. Quindi da Cristina Ruffini è tutto. Nicolò, grazie anche a te per essere stato ovviamente in regia. Marzia e Sonia in redazione. A domani. Grazie. www.iocomprosiciliano.com